almeno è quello che cercheremo di dare fin da subito, perché insomma c'è questa questione che sta irrompendo. Chiaramente la questione è sempre quella del Mediterraneo in fermento, se vogliamo utilizzare un termine molto molto neutro. Ci sono, diciamo, ormai due civiltà che anche il più cieco degli osservatori non può ormai non vedere, che sono in attrito, se non in conflitto, e sono la civiltà occidentale di cui facciamo parte e la civiltà musulmana, che è una di quelle civiltà che in qualche misura corrisponde alla religione di appartenenza, e questo, diciamo, è già uno dei dati. Si stanno compenetrando, meglio, uno sta penetrando in maniera pesante nell'altra, e quindi senza dubbio abbiamo un grave dilemma che ci impegnerà per i prossimi 10 anni, ma che è attualissimo. Ma cioè, forse anche 100, perché secondo me in pochi anni si risolve, nel senso che o soccombiamo totalmente penetrati da questa, tra virgolette, invasione, oppure magari ricominciamo a reagire, non si sa. Il fatto è che, insomma, il panorama sia politico che intellettuale sembra, insomma, tornare a delineare delle barricate di filo islamici da una parte. Generalmente, diciamo, i giustificazionisti stanno a sinistra, mentre anti-islamici dall'altra, e quindi la cosiddetta destra. Senza neanche una differenza così netta ultimamente, perché comunque... Esatto, tra le varie posizioni. Chi da sempre scardina questo paradigma, e soltanto facendo questo, secondo me, fa del bene ai neuroni di tutti, è un intellettuale della cosiddetta destra, e vedi che io ci ricasco sempre, che però ha posizioni palesemente e fortemente, orgogliosamente filo islamiche, che cerca da anni di raccontarci un Islam diverso. Lo ha fatto con una buona parte dei suoi libri, lo sta facendo con l'ultimo libro, che si intitola proprio Il feroce saracino, e questo intellettuale, scrittore, giornalista è Pietrangelo Buttafuoco, che è in onda con noi. Buon pomeriggio, Pietrangelo. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, Pietrangelo, partiamo con una quarta di copertina, proprio in un minuto. Che cosa c'è dentro questo libro, Il feroce saracino? In questo libro c'è il tentativo di spiegare a noi stessi che cosa è diventato l'Islam nella nostra percezione, da religione residuale, da religione che faceva da sottofondo agli esotismi, che noi abbiamo conosciuto attraverso la figurina degli cioccolatini Perugina, abbiamo conosciuto attraverso la maschera di Totò, del turco napoletano, abbiamo conosciuto attraverso Renato Carosone, il sarracino. È diventato a poco invece lo spavento di tutti, e in tutto questo c'è una grande mistificazione. Nello stesso momento in cui noi, diffondendo quegli orrendi video dei terroristi, regaliamo loro la possibilità di allargare, far dilagare lo spettro del terrore, e soprattutto riconosciamo a loro qualcosa che non meritano, cioè la qualifica di musulmani, essendo loro bestemmiatori, negatori, e coloro i quali, portando e seminando morte, negano alla radice la stessa essenza dell'uomo e quindi la stessa essenza di Dio. In tutto questo noi abbiamo necessità di capire, di conoscere, perché il primo passo della lotta al terrorismo è la lotta all'ignoranza. E qual è il nostro mito più grande sull'Islam? Qual è la cosa più sbagliata che magari pensiamo in maniera molto comune e invece è totalmente falsa? Innanzitutto confondere le questioni etniche con le questioni religiose, e a maggior ragione confondere un problema qual è quello dell'immigrazione con la religione. Sono due cose totalmente opposte. Ripeteremmo lo stesso errore che fecero negli Stati Uniti d'America quando arrivarono agli italiani e vollero bollarli come gangster, e soprattutto individuando nella loro identità cattolica qualcosa che li facesse automaticamente delinquenti, perché, come sapete, negli Stati Uniti d'America prevaleva la logica del WOT, cioè del bianco protestante anglosassone, che aveva in dispregio totale coloro i quali venivano dalle popolazioni latine di identità cattolica, e tra loro perfino gli irlandesi. Ecco, questo, diciamo, è il più grande errore che secondo te facciamo nella nostra prospettiva.
Poi in questi giorni invece si sta parlando molto di Europa, Europa, Europa. Cerco di allargare un attimo il discorso perché tu da anni ormai stai sostenendo in contrapposizione o in maniera complementare, adesso dicelo tu, all'idea d'Europa un'idea di Mediterraneo. È possibile che questo mare incominci a unire o è scritto che questo mare continuerà a dividere due civiltà? Guarda, questa vicenda certifica l'inettitudine non solo della istituzione europea, ma vorrei dire anche del ceto politico che la accompagna, tant'è vero che la semplice esistenza dell'Europa non ha determinato nulla di concreto in una vicenda di emergenza qual è questa. L'Europa può essere utile soltanto a misurare i cetrioli, a stabilire qual è il grado di calore per preparare le pizze, ma certamente non ha nessuna possibilità di intervenire su una situazione come questa dove dovrebbe rivendicare un principio di sovranità. L'Europa altresì non può immaginarsi, se esclude da sé entro i propri confini la più grande nazione europea qual è la Russia. E Europa non può darsi quando non riesce poi a stabilire nel proprio alveo naturale, quindi nel Mediterraneo, un principio di sovranità tale da consentire non solo il controllo di qualsiasi movimento al proprio interno, ma riuscire a impedire qualsiasi fatto che ne determini la fragilità e che anzi faccia precipitare tutto nella catastrofe. Ricordiamo che nelle più profonde, più serie crisi, e vorrei ricordare il caso Russia, erano presenti Hollande e Merkel e non certamente c'era la Mogherini. Ecco, questi sono dati di fatto, poi al seguito Certo, vengono le gigante opinioni. economico e nano politico. Stiamo ancora qualche minuto con Pietrangelo Buttafuoco e torniamo sui suoi libri, perché pochi anni fa ha scritto un altro libro che trattava di vicende mediterranee, Il lupo e la luna, la storia di Scipione Cicala, questo marinaio che tu hai portato a Messina. De André lo faceva nativo di Genova, ma insomma un marinaio cristiano che per non essere ammazzato quando viene fatto prigioniero passa dall'altra parte e diventa un corsaro e poi un serraschiere del sultano, e quindi una vicenda che certamente ha un baricentro spostato sulla Turchia. Questa storia che ci unisce all'Islam, secondo te vale anche per la Turchia oppure vale solo per la sponda a noi più prossima, che è quella della Sicilia? Allora, bisogna avere idee chiare su tutte le forze in campo nello scacchiere e bisogna, con le idee chiare, adottare anche un linguaggio severo, sorvegliato però duro, e spiegare che per esempio la Turchia, assieme agli Emirati e all'egemone potenza dei sauditi, sono quelli che comunque hanno giocato, forse per usare un eufemismo, hanno giocato sporco, perché bisogna spiegare che l'Occidente, quando si allea con i sauditi, quando si allea col Qatar, si allea con quelle realtà statuali che hanno chiuso più di un occhio nei confronti di formazioni che poi hanno foraggiato il terrorismo. E la Turchia, secondo me, paga un prezzo enorme, che è quello di avere assecondato, specialmente nella crisi siriana, le peggiori forze che poi hanno dimostrato sul terreno di avere un esito né più e nemmeno che terroristico. La Turchia ha rinunciato a quello che stava avviando, oltretutto con l'attuale premier Davutoglu, che era quello di stabilire un patto eurasiatico che la proiettasse in una dimensione degna dell'area continentale. Adesso vedo che è arretrata, ma soprattutto perché la crisi siriana ha svelato quello che fino a qualche anno fa era un gioco mascherato. Ecco, questo è il quadro della geopolitica di oggi, ma adesso la domanda da $1 milione prima di salutarti. Questo sogno per i musulmani del califfato, questa fascinazione che sicuramente ha e che si va a saldare in tutto un revanchismo che parte dalla guerra di Bush, ma probabilmente anche prima, riesce all'interno della stessa civiltà islamica a crearsi un antidoto contro questa visione del califfato, oppure secondo te alla fine sarà egemone questa? Basta ricordare che quando le chiese in Siria sono state devastate e occupate,
sono state liberate dalle formazioni sciite musulmane che hanno fatto risuonare le campane per richiamare dentro le chiese i fedeli. Basta ricordare che tutti i colpi militari andati a segno che in Iraq hanno portato alla capitolazione delle cosiddette formazioni dello Stato islamico sono state condotte da Qassam Soleiman, un combattente che è riuscito a catalizzare intorno a sé eserciti di musulmani che sono riusciti a fronteggiare, a ricacciare nella tana dell'incubo i terroristi. Ecco. Ci sono gli anticorpi e questi vengono determinati da una chiara consapevolezza che i terroristi dell'ISIS altro non sono che dei bestemmiatori, e c'è un esempio che su tutti vale a suffragare quest'idea. Quando loro fanno sfilare dopo e per poi uccidere, alcuni vengono decapitati, altri invece sparati alla nuca, quando vanno ad uccidere 23 cristiani della Chiesa d'Etiopia, stanno uccidendo con queste vittime anche uno dei momenti più alti, più toccanti, più santi e più sacri della vita di Maometto, quando alla prima comunità dei musulmani diede un compito che era quello di rivolgersi al re cristiano di Abissinia per dare loro la salvezza. Loro erano perseguitati e Maometto indicò loro quella strada, e il re cristiano infatti li accolse e li ha protetti e fece narrare loro le vicende di Maria e di Gesù. Si commosse nell'ascolto che fecero di Maria e di Gesù questi musulmani, tracciò un solco con una spada e disse: la differenza tra me e voi è molto più sottile della riga di questa spada. E quindi quando loro vanno a uccidere gli eredi e i discendenti di quel re cristiano, stanno bestemmiando Maometto in persona. E speriamo che insomma questa voce venga ascoltata non tanto e non solo in Europa, ma anche là dove dovrebbe andare a produrre i suoi effetti. Il libro per ora è solo in lingua italiana, giusto Pietrangelo? Non è ancora scritto in arabo? No, semmai la prossima traduzione credo sarà in lingua farsi. Esatto, Farsi. Prima di prenderlo in farsi, prendetelo però in italiano. Però, scusami, Dimmi. è stato recensito dai giornali arabi. Quindi vedi, c'è quindi già la strada spianata. Il titolo è Il feroce Saracino, non perdetevelo nelle librerie perché è l'ultimo lavoro di Pietrangelo Buttafuoco, e comunque la pensiate, vi serve per essere o d'accordo con lui, e tanto meglio, oppure per non essere d'accordo con lui, ma dovrete comunque spostarvi. Questa è una garanzia che vi facciamo a scatola chiusa, anche se non l'abbiamo ancora letto, e che di solito con i libri di Buttafuoco è così, e non lo diciamo solo perché è in onda. Grazie mille. Grazie, un abbraccio. Grazie Saluti. mille a Pietrangelo Buttafuoco. Abbiamo, scusate la corsa e così il fiato, ma abbiamo pochi secondi prima di andare in una pausa pubblicitaria, come sapranno coloro che hanno così la sventura di seguirci in modo quotidiano. Dopodiché, se tutto va bene, ed è il caso di dire inshallah oggi, visto l'argomento che stiamo trattando, faremo un dibattito con un parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà e un parlamentare di cui non vi svelo il nome, del noto movimento xenofobo sciacallico, la Lega Nord, esatto. Il movimento Sciacalli Lega Nord, e quindi tra poco qui in onda vedremo di confrontare un po' le idee da una radio che la sua visione ce l'ha, però insomma gli piace far rimbalzare qualche neurone qua e là nel nostro angusto quadratino. Bene. Lanciamo Quindi, questa pubblicità? ma lanciamo la pubblicità? No, il regista dice che abbiamo ancora dei secondi. E allora possiamo parlare degli sciacalli. Allora diamo i nomi, dai. Allora saranno per SEL, se tutto va bene, Erasmo Palazzotto, e per la Lega Nord Nicola Molteni, tra pochissimo qui su Radio Padania. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare
Questi erano i Franz Ferdinand, Walk Away. Siamo su Radio Padania e, come vi avevo promesso, adesso facciamo un dibattito tra due forze politiche, Sinistra, Ecologia e Libertà e la Lega Nord, che hanno, secondo me, incominciamo a dire anche le cose positive di entrambi, il pregio di non essere fraintendibili nelle loro posizioni politiche. Generalmente abbastanza nette e tranchant. Esatto, generalmente si sentono delle idee, piacciono o non piacciono, ma insomma non abbiamo riferimenti ambigui né da una parte né dall'altra. Niente giri di parole troppo ampi, diciamo, politichese zero. Un'altra cosa su cui andiamo d'accordo, e sarà una delle poche, che ci daremo tutti del tu durante questa chiacchierata. Il tu radiofonico, esatto, obbligatorio. E quindi incominciamo a salutare colui che gioca in trasferta nel nostro dibattito, ed è Erasmo Palazzotto, deputato di Sinistra, Ecologia e Libertà. Buonasera Erasmo. Buonasera a voi. Grazie mille di essere in onda con noi, mentre il campione di casa, quello che gioca sotto la curva nord, non sud, è Nicola Molteni. Buonasera Nicola. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, incominciamo da Erasmo. Erasmo, come commenti, non dico la strage perché ormai è diciamo così un qualcosa su cui si sono già macinate delle parole, ma come commenti il fatto che a questa strage è seguita un attacco da parte di tanti esponenti politici, anche il segretario di Sinistra, Ecologia e Libertà, che ha attaccato le parole di Matteo Salvini riguardo al blocco navale, una proposta che ha fatto Matteo Salvini, ma prima ricordavamo l'ha fatta anche Pier Ferdinando Casini, cioè non è una proposta così fuori dalle righe. Secondo te perché c'è stato questo tipo di attacco su Matteo Salvini da parte degli esponenti di sinistra? Ma il punto è che il blocco navale è un'azione militare a tutti gli effetti nei confronti di un paese straniero, che presuppone un intervento militare nei confronti della Libia, che avrebbe delle ripercussioni, tra cui anche quella di portare a casa tra i morti anche qualche nostro militare. E io credo che prima di avventurarci in missioni di questo tipo dovremmo valutare bene le conseguenze. Il blocco navale in sé non è una soluzione a un problema più grande. Noi dobbiamo intanto rispondere all'emergenza, cioè impedire che le persone muoiano in mare, e nel frattempo, cosa che finora non abbiamo mai fatto, affrontare i problemi per cui nasce il fenomeno migratorio. Forse una politica estera diversa nel nostro paese, sia nel passato che per il futuro, avrebbe migliorato la condizione. Per questo oggi trovo non adatto parlare di un blocco navale, perché è una misura non realizzabile, non si capisce come. Dovremmo sparare sulle barche cariche di migranti, di rifugiati, di gente che scappa. Dovremmo occupare militarmente i porti della Libia e quindi andare a combattere contro le milizie, gli eserciti irregolari o irregolari che siano. Credo che sia una proposta che in questo momento non ha un fondamento. Oggi bisogna risolvere il problema, che sono le morti in mare, e poi affrontare le cause per limitare questo esodo di persone che penso che preferiscano rimanere a casa loro e non dover fuggire da guerre e persecuzioni. Grazie mille. Passiamo a Nicola con la stessa domanda, cioè il blocco navale è un qualcosa di fattibile secondo te, Nicola? E poi due temi che Erasmo ha messo già sul piatto, ossia l'emergenza e il problema alla radice. Insomma, qual è una soluzione globale fattibile secondo te? Ma innanzitutto partiamo dicendo che la politica e le politiche di accoglienza a tutti i costi, le politiche del buonismo e le politiche filo-immigrazioniste del governo della sinistra e di Renzi hanno fallito, e lo dicono i numeri delle persone che sono tragicamente morte nel Mediterraneo. Ricordiamo che nel 2014 sono morte nel Mediterraneo 3.500 persone, nel 2015 ne sono morte 1.000 più le 700-800 che sono tragicamente morti l'altro ieri. Nel 2014 sono sbarcati sul nostro territorio circa 170.000, io li definisco nella stragrande maggioranza dei casi immigrati clandestini. Nel 2015 sono sbarcati sul nostro territorio circa 23.000 immigrati clandestini, solo il 10% sono profughi o richiedenti asilo. Questi sono i numeri di un fallimento e sono i numeri della politica fallimentare di Renzi e della sinistra da un lato, e dell'indifferenza colpevole e colposa dell'Europa e delle comunità internazionali dall'altro lato. La Lega da sempre sostiene che se vogliamo impedire, e noi vogliamo assolutamente impedire le morti nel Mediterraneo,
Bisogna impedire, bisogna bloccare le partenze. Meno navi partono e meno morti abbiamo nel Mediterraneo e ovviamente avremo meno sbarchi e meno scarico del problema dell'accoglienza sui territori. Per cui la proposta che la Lega e Matteo Salvini lanciano oggi, ma che abbiamo lanciato già 18 mesi fa, cioè quella del blocco navale nelle acque territoriali libiche, è una soluzione sostenibile, unitamente al fatto che tanto in Libia quanto a sud della Libia vanno identificati e collocati i centri di identificazione e di smistamento per capire e decidere chi scappa dalla guerra ha totalmente il diritto di poter essere accolto ed aiutato, a differenza invece dall'immigrazione clandestina, che è ovviamente un fenomeno che va contrastato. Mi permetto anche di dire che la proposta, ripeto, della Lega e di Salvini, che non facciamo oggi ma che abbiamo fatto circa 2 anni fa, proposta che se fosse stata accolta avremmo impedito ed evitato ulteriori morti nel Mediterraneo, è la proposta della Lega, ma è anche la proposta che è stata fatta qualche mese fa da un certo Bernardino Leon. Chi è Bernardino Leon? È un militante della Lega? No. È un tesserato della Lega? No. Bernardino Leon è l'inviato dell'ONU, quindi del massimo organismo internazionale in Libia, segretario generale del premier di sinistra Zapatero, che esattamente un mese fa del Corriere della Sera ha detto: l'unica soluzione possibile e praticabile per impedire le morti nel Mediterraneo e quindi per impedire che i barconi partano generando morte e devastazione è quello di praticare il blocco navale nel Mediterraneo. Grazie mille, Nicola. Non c'è nessuna dichiarazione di guerra alla Libia, è un pattugliamento militare per impedire che i barconi della morte partano. Ecco, quindi versioni diverse, però insomma anche Bernardino Leon, che in qualche modo è per il blocco navale, aveva una domanda a Bordonaro. Sì, per Erasmo Palazzotto, volevo chiederle, lei è siciliano di Palermo, volevo chiederle che impatto ha questo flusso migratorio attualmente e quale pensa potrebbe essere l'impatto a lungo termine sulla sua Sicilia innanzitutto? Allora, io proprio parto da qui per dire 2 cose sui numeri. L'aumento dei numeri è stato proporzionale all'aumento di zone di conflitto, tant'è che oggi ci troviamo ad avere per esempio un aumento di nigeriani che arrivano sulle nostre terre perché scappano da Boko Haram. Sono quegli eroi, quei cristiani che vengono perseguitati dall'ISIS, da Boko Haram, che poi però quando arrivano da noi diventano clandestini. Allora noi dobbiamo guardare alla politica dei numeri per capire come affrontare un fenomeno di questo tipo, e io sono d'accordo con l'onorevole Molteni. Noi possiamo risolvere il problema alla radice se facciamo dei corridoi umanitari, affidando per esempio all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati la possibilità di fare una selezione che permetterebbe a quelle 200-300 mila persone, perché di questi numeri stiamo parlando, di rifugiati che vogliono venire in Europa perché hanno qui parenti o qualcuno a cui ricongiungersi non avendo più una vita o una famiglia nella loro terra, di arrivare con meccanismi sicuri, e questo sarebbe togliere la linfa ai trafficanti di esseri umani. A quel punto noi avremmo risolto il problema. 300.000 persone su 28 paesi dell'Europa distribuiti per quote non sarebbero un problema, e anche qua la mia Sicilia in questo momento ospita il 25% della popolazione migrante arrivata sulle nostre coste, lo fa con grande generosità, senza grandi allarmi. Stiamo cercando, in una condizione anche di crisi economica grave, di dare tutto il sostegno possibile a chi arriva e che in questi giorni si trova nelle nostre città. È chiaro che questa non è una soluzione che a lungo termine noi possiamo reggere. Serve una politica e un piano per i rifugiati, cioè se noi parliamo di questi numeri, noi parliamo di circa 60.000 persone divise per 8.000 comuni italiani, sono 7 persone a comune, e lo sto facendo senza fare una proporzione con il numero di abitanti, solo col numero dei comuni. Se poi si andasse a fare una divisione per numero di abitanti, noi potremmo fare tranquillamente un'accoglienza per queste persone in maniera dignitosa, evitando le speculazioni che spesso sono state costruite sul sistema d'accoglienza, che fanno costare tantissimo quell'accoglienza allo Stato italiano, ma quei soldi non vanno nelle tasche dei migranti, ma vanno prevalentemente nelle tasche delle cooperative e di chi specula sul
su questa disperazione e fare una politica che permette, senza grande tragedia per delle potenze economiche come gli Stati europei, di farsi carico di una tragedia che avviene dall'altra parte del Mediterraneo, su cui abbiamo grandi responsabilità. In Libia siamo andati a bombardare noi, in Iraq siamo andati a bombardare noi, in Siria siamo intervenuti per procura dentro un conflitto, una guerra civile che abbiamo contribuito a scatenare, abbiamo mandato un sacco di armi in Arabia Saudita e Medio Oriente in questi anni e siamo stati tra i principali finanziatori, diciamo, anzi armatori in questo caso delle milizie, perché abbiamo venduto armi a non si sa chi in Medio Oriente, le nostre aziende. Ecco, io penso che una politica diversa e una programmazione rispetto a questa emergenza permetterebbe di affrontarla meglio, di evitare i morti, di evitare di sovraccaricare comuni o intere regioni come la Sicilia con un peso che ovviamente non possono reggere. La stessa cosa vale per l'Europa, questa è una tragedia di cui deve farsi carico anche l'Europa, e quindi 28 paesi europei possono accogliere 300-400 mila persone senza che questo diventi una tragedia, senza che questo diventi un carico troppo grande per la nostra economia, che sicuramente attraversa una fase di crisi, ma io credo, diciamo, che la nostra civiltà possa permettersi anche in una fase di crisi di fare un piccolo sacrificio e accogliere questi numeri esigui, perché voglio ricordare, e chiudo, che la stragrande maggioranza dei profughi si ferma vicino al proprio paese. In questo momento paesi come il Libano ospitano 1 milione e passa di profughi siriani, è un paese che ha 4 milioni di abitanti, quindi ha accolto quasi il 25% della sua popolazione, perché sono persone che restano in Libano, vogliono restare in Libano perché sperano di poter tornare nelle loro case quando sarà finita la guerra. Ecco, noi parliamo di piccoli numeri se rapportati a un quadro complessivo, e dobbiamo parlare di questo. L'ultima precisazione... Ragazzi, io vi lascio parlare, perché secondo me la Boldrini vi tiene coi tempi strettissimi, perché qua sento che avete voglia di fare dei begli interventi. Vai Erasmo, chiudi pure. Non solo la Boldrini, anche il governo ci tiene molto. Esatto, visto che ci sono le fiducie, non vi danno parlare, io vi lascio. Volevo solo dire che rispetto agli arrivi del 2014 le statistiche ci dicono che il 70% di quelli che sono arrivati sono richiedenti asilo, quindi gli immigrati economici, che poi diventano clandestini se non hanno un contratto di lavoro, secondo la nostra legge, sono solo il 30%, per cui parliamo di un rapporto che è cambiato, perché prima era il contrario, prima arrivava il 70%. Onorevole Palazzotto, le chiedo di concludere. Il resto. Grazie mille, restiamo però in onda, Erasmo, perché quello che insomma ci piace degli esponenti di sinistra, Ecologia e Libertà è il fatto che lo dicono, no? Erasmo Palazzotto, e lo dico a Nicola Molteni, l'ha detto chiaramente: noi nella nostra civiltà possiamo permetterci e dobbiamo permetterci di fare uno sforzo per accogliere queste persone, questi cristiani perseguitati che scappano dalle guerre, anche se siamo in crisi economica. E quindi comunque abbracciando entrambi i poli della contraddizione che la Lega ha fatto vedere più volte, no? I rifugiati a cui va l'assistenza e i disoccupati che dormono in macchina. Come la vedi, Nicola? Sì, innanzitutto diciamo che questa è la dimostrazione che Radio Padania è assolutamente ospitale nei confronti di tutti, anche nei confronti di chi non la pensa come noi. Io mi permetto subito di mancare rispetto a prima il collegamento Palazzotto, il riferimento alla politica dei canali umanitari. La Lega dice che la politica dei canali umanitari sarebbe una sciagura clamorosa, perché con la politica e con la proposta dei canali umanitari dalla Libia significa oggi, stando alle dichiarazioni che sono state fatte, 1 milione di persone, 1 milione di immigrati, profughi, clandestini oggi presenti sulle coste libiche, che avrebbero un canale preferenziale per poter sbarcare sul nostro territorio. 1 milione di persone che dovrebbero essere accolte e smistate sul nostro territorio. Io lo dico subito, attenzione, perché noi non possiamo portare a casa nostra pezzi dell'Africa. In Africa ci sono 1 miliardo di persone e non è assolutamente sostenibile e praticabile prendere 1 miliardo di persone e portarle sul nostro territorio, anche perché noi illudiamo questa gente. Attenzione, oggi, e correggo i dati dell'amico Palazzotto, oggi la stragrande maggioranza di quelli che partono e che arrivano sul nostro territorio non sono richiedenti asilo o, volgarmente detti, profughi o rifugiati politici, ma sono migranti economici, e questo l'ha ripetuto oggi il esecutivo Frontex. Chi scappa dalla guerra, e lo ripetiamo, chi scappa dalla guerra, chi scappa da una persecuzione
assolutamente il diritto di essere accolto, di avere accoglienza, di avere la tutela di questo tipo di diritto. Purtroppo i numeri, che non sono i numeri della Lega, di grande Padania. Siamo talmente ospitali che per qualche motivo la linea migliore ce l'ha Erasmo che gioca in trasferta. Adesso abbiamo avuto un problema con Nicola Molteni, vediamo se lo riabbiamo in tempi stretti, se no torniamo da Palazzotto. Erasmo, ti chiedo un altro dato che mi sembra un dato che spesso ponete come premessa a quelle che sono le vostre riflessioni, ossia questa immigrazione è un fenomeno irreversibile ed epocale. È così che la pensi? E se sì, lo riesci a ampliare un po' questo dogma che noi viviamo un po' come un dogma? Guarda, irreversibile non lo so, perché io spero che in Medio Oriente, dall'altra parte del Mediterraneo, si trovano condizioni di stabilità per cui questo fenomeno possa diminuire nel tempo. Sicuramente è un fenomeno strutturale del nostro tempo e noi, anche se domani occupassimo la Libia militarmente, sparassimo a tutti gli scafisti e affondassimo tutti i barconi, quelle persone continuerebbero a scappare dalla guerra e troverebbero altri modi per arrivare, probabilmente più rischiosi, probabilmente più costosi, ma noi non possiamo fermare questo flusso finché dall'altra parte ci sono quelle condizioni che la nostra politica estera ha generato. Allora noi dobbiamo oggi farci carico, io lo dico a Molteni, i canali umanitari non sono dei canali per far passare chiunque, sono dei canali che permettono a chi dimostra la sua condizione, per esempio a chi ha un passaporto siriano e in questo momento è automaticamente una persona che scappa dalla guerra, di fare la richiesta di asilo e venire con un viaggio sicuro in Europa, con un'Europa che ha 720 milioni di abitanti, che smista 100.000 siriani su tutto il suo territorio, il che significa che probabilmente arriverà un siriano in un comune tedesco e uno in un comune italiano, e io penso che nonostante la crisi noi questo lo possiamo fare. Un'ultima battuta, io penso che il problema vero in questo momento sia che noi, mentre dobbiamo preoccuparci di dare accoglienza a chi scappa da guerra e ha il diritto, secondo la Convenzione di Ginevra, di essere accolto dal nostro paese, non dobbiamo dimenticarci dei nostri cittadini, e quindi probabilmente un sistema di welfare universale aiuterebbe in questo. In Svezia, che è uno dei paesi che ospita il maggior numero di rifugiati politici in Europa, c'è un sistema di welfare universale per tutti che vale anche per i rifugiati, e nessun cittadino svedese si preoccuperebbe dell'ospitalità che danno ai rifugiati. Perché? Perché nessun cittadino svedese soffre quelle condizioni di fame che soffrono i nostri concittadini. È una questione molto interessante, abbiamo 9 minuti, io darei 3 minuti a testa proprio su questo punto, e volevo chiedere a Nicola Molteni: il fatto di avere dei servizi pubblici sociali efficienti ed efficaci contro la crisi e il fatto di accogliere tutti, secondo te è possibile? E la stessa domanda la farò poi anche a Erasmo. Oppure una cosa esclude l'altra? O hai dei buoni servizi pubblici oppure accogli in maniera universale più immigrati che puoi per una questione di civiltà? Ma guarda, io credo che basti dare alcuni numeri. Innanzitutto concludo quello che stavo dicendo prima. Nel 2015 sono state presentate 5.400 domande di richiesta di asilo politico. Di queste 5.400 domande ne sono state visionate circa 2.400. Su 2.400 domande di richieste d'asilo solo il 6% sono state accolte, quindi solo il 6% di quelle che sono state fatte sul nostro territorio sono richiedenti asilo, e oltre il 50% sono state respinte. La follia di questo sistema è che chi presenta la domanda non viene riconosciuto richiedente asilo, e quindi si certifica che non scappa da una guerra, ha la possibilità di impugnare il diniego e nel frattempo di essere continuamente accolto sul nostro territorio. Quindi solo il 6% di chi ha presentato la domanda è un richiedente asilo. Sui canali umanitari, ripeto quello che ho detto prima, io credo che sia una follia aprire dei canali umanitari, così come sarebbe una follia, e lo dico in modo assolutamente convinto, sarebbe una follia ripresentare Mare Nostrum. Io voglio ricordare che al di là dei costi, Mare Nostrum costava 9 milioni e mezzo di euro al mese. Mare Nostrum nasce come, per volontà del governo, all'epoca governo Renzi, Mare Nostrum nasce come un deterrente all'immigrazione clandestina e con un deterrente all'attività degli scafisti. Mare Nostrum diventa esattamente il contrario, cioè un incentivo. Ricordo che noi siamo l'unico paese al mondo che ha utilizzato le navi della Marina Militare non per difendere i confini e per difendere le frontiere, cosa che ogni Stato dovrebbe fare, difendere confini e frontiere
ma Mare Nostrum è diventata un'operazione di traghetto, andando a prendere profughi e immigrati clandestini sulle coste libiche e portandoli sul nostro territorio. È compatibile l'accoglienza? Onorevole Molteni, le chiedo di concludere. È compatibile, e concludo, le cose da dire sono tantissime, è compatibile l'accoglienza di 170.000 italiani con i dati della crisi economica italiana oggi? Assolutamente no, lo dico e lo ripeto convintamente. Oggi nel nostro paese abbiamo 10 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Il 32% dei cittadini del nostro paese non arriva alla terza settimana, non riesce a mettere assieme il pranzo con la cena. Abbiamo 7 milioni di cittadini pensionati che prendono meno di 1.000 euro al mese, 2 milioni e mezzo di pensionati che prendono meno di 500 euro al mese. Pensare di garantire 35 euro al giorno, 1.000 euro al mese, 12.000 euro per ogni immigrato, che diventano, se l'accoglienza fosse 250.000 persone, qualcosa come 3 miliardi e mezzo di euro per l'accoglienza scaricata sugli enti locali, credo che razzismo al contrario, una discriminazione bella e buona ai danni dei cittadini del nostro paese. Volevo fare una domanda invece all'altro ospite riguardo all'arrivo di tutte queste persone che sono fondamentalmente disperate, assolutamente disperate, pronte, non dico a tutto, ma comunque disposte ad adattarsi. Non c'è la possibilità che ci sia un dumping salariale, quindi anche sociale, quindi che i livelli dei salari si abbassino e quindi si aggravino anche le condizioni dei lavoratori italiani, quelli non specializzati magari, che comunque vedrebbero la concorrenza di persone che sono disposte a guadagnare molto meno? Guardi, le statistiche da questo punto di vista ci dicono che la maggior parte di queste persone che arrivano sul nostro territorio fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare e purtroppo invece ci dimostrano anche che molto spesso ci sono dei datori di lavoro italiani che tendono a nuove forme di schiavismo. Questo accade molto spesso, soprattutto nella mia terra, in agricoltura, nella raccolta dei pomodori, dove noi abbiamo italianissimi signori che tengono in condizioni di semischiavitù immigrati spesso irregolari, che quindi non possono denunciare, sono in una condizione di clandestinità e hanno paura e vengono sfruttati da signori italiani. Ecco, io penso che da questo punto di vista questo è un rischio che noi sicuramente corriamo, ma lo corrono più chi viene nel nostro paese, che in questo momento si trova ad essere sfruttato rispetto a una concorrenza, perché poi per il resto, diciamo, quella concorrenza non c'è rispetto al lavoro che gli italiani cercano. Ma mi scusi, ma un'ultima battuta per dire che è possibile in Italia fare un reddito di cittadinanza che risolverebbe, diciamo, i problemi di tutte le fasce di popolazione più indigenti, quei 10 milioni a cui faceva riferimento Molteni, e allo stesso tempo la finanza pubblica italiana può permettersi di fare un'accoglienza non per 250.000 persone, ma per 40-50.000 persone, che sarebbe la quota spettante all'Italia rispetto ai numeri che ci sono se la distribuzione fosse in tutti e 28 i paesi europei. Ecco, io penso che questa è la politica che dobbiamo fare, responsabilizzare l'Europa, perché questo non è un problema che può riguardare solo l'Italia, ma allo stesso tempo sapere che dobbiamo farci carico delle nostre responsabilità, perché ci abbiamo pensato poco ad andare a bombardare l'Iraq e oggi queste sono le conseguenze. Non possiamo mettere a ferro e fuoco un pezzo di pianeta e poi pensare che questo non abbia ripercussioni anche su di noi. Ecco, la cosa interessante di questo dibattito credo che venga da due forze politiche che, ripeto, uno non le idee chiare, ma due, entrambe si sono opposte sia alla guerra di Libia sia alla guerra dell'Iraq, dell'Afghanistan e tutto. Quindi da questo punto di vista è curioso come gli stessi che allora dicevano non creiamo il problema oggi propongano quantomeno delle soluzioni che nel bene e nel male, possono piacere o non piacere, sono delle soluzioni e nessuno dice occorre che è meglio che. L'unico problema che abbiamo è un po' il problema della clessidra, quindi qui dobbiamo far partire anche noi il nostro canguro radiofonico e salutiamo Erasmo Palazzotto, che ringraziamo, di Sinistra Ecologia e Libertà. Buona serata Erasmo, grazie mille. Buona serata a voi, grazie per l'ospitalità e per il confronto. Figurarsi Erasmo, e salutiamo anche Nicola Molteni. Nicola, stasera siamo stati molto bravi, hai visto, non vi abbiamo mai rotto le scatole, perché sappiamo che in Parlamento SEL e Lega stanno facendo una battaglia per poter parlare in Parlamento, me lo confermi? Assolutamente sì, Renzi ha messo il bavaglio alle opposizioni, ci rimangono spazi come quello che è successo
momenti di confronto utili e interessanti su proposte e su soluzioni proposte, però credo che il confronto sia sempre utile. Mi permetto di dire veramente che sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, oggi il vero dramma della sinistra, che si è trasformato dal partito che difendeva gli operai e i lavoratori al partito che difende gli immigrati, oggi che devono e sono obbligati a dover dare ragione alla Lega e a Matteo Salvini, perché quello di cui si discute oggi la Lega l'ha proposto esattamente 2 anni fa. Grazie mille Nicola, che ci fai questa chiusura ortodossa, noi che giustamente nei telegiornali di solito il panino lo subiamo, ogni tanto in radio permetteteci di fare il contropanino. Grazie mille Nicola Molteni. È andata. Grazie mille, noi dobbiamo darvi una piccola pausa, anche perché tra pochi minuti incomincerà il nostro giornale radio delle ore 18 e quindi noi vi salutiamo più tardi però, perché restiamo qui con Rebelotto fino alle 18:30. A tra poco. Parlare delle persone che sono degli esseri umani, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle rom, e abbracciarli alla faccia loro